Buonasera cari amici, è un grandissimo onore e piacere per me avere qui il grande Ignazio Senatore, di cui sono un fan accanito. Io poi sono come te una persona che ha una doppia identità professionale, perché anche io sono un medico e un amante dell'arte e della cultura, e quindi ti seguo con particolare interesse sia dal punto di vista medico come grande esperto di psichiatria, sia dal punto di vista cinematografico come guru per quanto riguarda il cinema in Italia e nel mondo. Come nasce questa tua doppia personalità di esperto di mente umana e di cinema? In entrambi i livelli poi hai raggiunto uno spessore, una cultura estrema, sei un docente universitario con pubblicazioni che non finiscono più in campo di psichiatria e altrettanto con libri e presentazioni e recensioni come giornalista ed esperto cinematografico. Come Grazie nasce? per questa enfatica presentazione. Doppia personalità, però mi sa un po' di patologico. Ma diciamo che queste due grandi passioni le ho coltivate anche perché il cinema racconta storie e io come psichiatra ascolto le storie dei pazienti, quindi è una cosa anche abbastanza naturale. Poi da sempre ho sempre letto romanzi, mi sono occupato di teatro e quindi è naturale che uno praticamente poi si occupi di cinema. Ti ringrazio per questo invito perché stasera faremo una chiacchierata sui libri di cinema che ho scritto, in questa bella cornice che è il Social World Film Festival di Vico organizzato da Nunzio. Ci sono grandi personaggi, ospiti, c'è Stefano Sandrelli, ci sta Michele Placido, c'è i nostri napoletani, c'è Massimiliano Gallo, poi ci sta anche Donatella Finocchiaro, sono tutte persone che poi in qualche modo ho intervistato. Michele Placido non so quante volte, Massimiliano Gallo l'ho incontrato a Ischia Global Fest, insomma, anzi no, all'Ischia Film Festival, perché là erano. Ma insomma sono sempre interessanti, sono sempre la possibilità di stanare con queste occasioni, questi festival, le persone dalla loro stanza, dal loro telefonino, da internet, quindi il cinema è sempre stato una lanterna magica che ha sempre affascinato un po' tutti. Quindi. E a proposito dei tuoi scritti di cinema, tu hai scritto anche dei libri particolarmente originali come Cinema e Gravidanza, come i 100 film più belli sul calcio, quindi sì, cinema e psicoanalisi, hai individuato nel cinema poi degli aspetti anche un poco esplorati da altri. Sì, perché poi ti viene vedendo film di fare dei percorsi, per cui la mia prima parte era tutto dedicato al cinema e psicanalisi, cinema e follia, cinema manicomio, poi ho iniziato a intervistare i registi, quindi da Ladri, Piccioni, Calopressi, Del Monte, Faenza, tutta una serie di amici che poi ho conosciuto e poi dopo naturalmente ho iniziato poi ad andare, quindi cinema e calcio, cinema e sport, adesso uscirà cinema e scultura e pittori, scultori e pittori, insomma ci divertiamo. Ignazio, l'ultima domanda al clinico, ma qual è lo stato di salute del cinema italiano da dottore? Ma guarda, devo dire la verità, insomma purtroppo c'è un calo enorme di spettatori al cinema e questo dimostra che ormai queste piattaforme dell'home video sono sempre più evidenti, cioè la gente ormai non si muove più, non va al cinema, se le vede da casa o le vede su internet e questo diciamo che rende un po' meno magica la fruizione dei film. Però questo è il futuro e ci sono grandi autori, ecco io a Ischia ho incontrato Garrone, ho incontrato Salvatore, insomma ci sono grandi registi italiani, c'era Paolo Genovese, però certo c'è anche molta commedia ripetitiva, c'è anche molta, come dire, minestra riscaldata, ci sono pochi autori che rischiano, anche perché non ci sono più i produttori di una volta e quindi poiché sono prodotti spesso televisivi, come dire, loro puntano più a un mercato commerciale, familiare e non ci sono più i film di un Pasolini, di un Elio Petri. Potremmo dire clinicamente che è un malato curabile, un malato recuperabile. Ma ci vuole più coraggio, però ci vuole più coraggio. Ci vuole una cura d'urto. Ci vuole una cura perché altrimenti, ripeto, un cinema che poi alla fine, ecco, sopravvivono solo i colossal americani con gli effetti speciali. Il cinema è nato anche per altre cose, non solo per stupire, ma diciamo anche che per nutrire la mente. anche un attento cultore del cinema come Ignazio Senatore può essere una cura, una terapia per il nostro cinema. Continuare a seguirlo con la tua passione, con la tua competenza e col cuore.
Grazie a Ignazio Senatore, Grazie. grazie di essere qui al World Film Festival, Social World Film Festival, e grazie a Lina Michele De Angelis Media Communication. Grazie.